Però, sai, magari sarebbe il quartetto ideale per me là, bello assortito, anche più fisico, guardate là, sono tutti grossi là, improvvisamente ne guadagni centimetri. Amici bellini, non ci sono notizie di calciomercato, cioè si ripetono gli stessi nomi. Il video precedente dove io parlo, almeno cito, Szoboszlai, Denayerà, insomma, e tutte le cose, sta avendo successo oggi perché i nomi sono sempre gli stessi che si ripetono e quindi è così. Valerio Fluido per voi. Allora, prima di tutto, first thing first, un grazie speciale all'amico Max Luca, che è diventato amico bellino di Facim. Un bacio e scrivimi, perché tu mi mandi pochissimi commenti, quindi scrivimi un messaggio privato su Instagram o una mail, trovi la mail nel about, nella sezione delle informazioni, mi puoi mandare una mail, così ti invitiamo nel gruppo Telegram dedicato a chi si abbona al canale. Andiamo avanti. Allora, vedete una formazione che io prevedo. Tra poco c'è la partita, perché oggi è mercoledì, venerdì c'è la partita contro il Pescara e poi subito a seguire domenica ci sarà quella con lo Sporting Lisbona. Allora noi possiamo già ipotizzare una partita pre-Pescara, una formazione per il Pescara che può essere già un'idea per il Parma, perché bene o male i valori, sempre considerando sempre il rispetto del Pescara, però insomma è una squadra che probabilmente si chiuderà e ci aspetterà. Però attenzione, cosa importantissima, il Parma non è quello di D'Aversa, ma è quello di Liverani, quindi probabilmente ricordiamoci che Lecce ci ha fatto male, Liverani vuole giocare a pallone, quindi è diverso, dobbiamo stare attenti. Ecco perché Valerio Fluido per voi ipotizza una formazione con il 4-3-3 di base, dove però con alcuni opportuni movimenti si può tranquillamente arrivare al 4-2-3-1, partendo stavolta con Mertens titolare a destra, perché ragazzi, col Belgio, io mo lasciando perdere, ma quello segna tutte le volte, ma perché non dovrebbe giocare con noi a destra? Che quello è anche uno mentalizzato che un po' di lavoro, di copertura te lo fa. Veramente non capisco perché dobbiamo per forza accontentarci, ecco, di Politano, quando abbiamo Mertens là, e puoi fare il 4-3-3 che è più equilibrato del 4-2-3-1. Insomma, partendo così, senza considerare le partenze di Koulibaly e di Maksimovic probabili, che voi lo vedete qua, no? Partiamo con una formazione di quelli che ci sono, senza ipotizzare Veretù, senza ipotizzare Under, che tra l'altro ha segnato oggi con la Roma sta ancora giocando, mo vediamo. Insomma, Mario Rui, Ospina, credo che sarà confermato in porta, Gattuso, lo sappiamo come la pensa. Mario Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo. Koulibaly, Manolas non vi convince? Si può pensare Ramani, si può pensare Maksimovic Canolas, si può pensare Koulibaly Maksimovic, ma dipende dalle partenze. Ma al momento secondo me si gioca questa qua. Almeno contro il Pescara si deve giocare questa qua, perché si deve provare la coppia Koulibaly-Manolas se esiste, altrimenti se non esiste non fa niente. Ramani-Manolas va benissimo. A centrocampo confermiamo i titolarissimi Demme, Zielinski e Fabian, con un attacco ipotizzato Insigne, Osimhen, Mertens. Ora, guardate che succede se io seguo le freccette. Osimhen va più in attacco, Mertens si mette dietro Osimhen, Fabian può andare qua tranquillamente, Zielinski scende un pochino, Insigne che sale e scende perché deve fare il movimento così. E guardate come si chiama questo qua, si chiama 4-2-3-1. Ora non vi piace Zielinski? Ma benissimo, lo mettiamo qua e Fabian scende da questa parte, perché Zielinski è, se c'ha una cosa Zielinski è la duttilità. Può giocare tranquillamente qua, può giocare anche dietro Osimhen, perché lo fa in nazionale, e Mertens resta a fare il terzo a destra là, perché lo può fare tranquillamente, e noi qua abbiamo un attacco molto molto offensivo nelle fasi di gioco in cui devi essere più forte,
e si può fare e si può giostrare tutto, vedete, con pochi movimenti siamo di nuovo qui, boom, cioè nemmeno seguendo le mie frecce, basterebbe fare boom, così. Questa è una prima ipotesi, poi dopo valutiamo quella là con la partenza di 4-2-3-1 che, ripeto, deve essere considerato un 4-4-2. Io il discorso che molti stanno facendo, servono i due cagnacci giganti a centrocampo, non è detto. Io per questo ho mandato il messaggio a Paolo Del Genio e vi mando il filmato. Valerio Fluido, Paolo, secondo me da New York il caso che ricordi a tutti che il 4-2-3-1 non è altro che un 4-4-2. Considerando questo non capisco la ricerca di centrocampisti per forza fisici. Per me Fabiano e Demme sono perfetti, basta che lo spagnolo velocizzi un po' il suo gioco. Che dici? Io dico che nella fase di non possesso è chiaramente 4-4-1-1, non esiste restare 4-2-3-1 quando il pallone ce l'hanno gli altri, e nella fase di sviluppo bisogna vedere, perché puoi fare il 4-2-3-1 e sviluppare in vari modi, tenere un terzo bloccato in uscita e quindi sviluppare a 3-1, puoi sviluppare a 2, puoi sviluppare anche a 2-2 e 4, cioè puoi sviluppare 2-4-4, puoi sviluppare in vari modi. Non impazziamo con i numeri, ma giusto fatto questa sequela di numeri così veloci che nessuno ci ha capito niente, forse per dire che poi bisogna vedere le partite, analizzare che si sta facendo in quella partita, ma non è 4-2-3-1 così, è una follia come qualcuno sta dicendo, che creerebbe sicuramente squilibrio. Certo, il Napoli in questo momento ha giocatori più per fare il 4-3-3 proprio numericamente, però 4-2-3-1 o 4-4-2 che dir si voglia si può fare. Capite? Non è detto mossi di nuovo Witsel e vabbè, abbiamo capito. I soliti nomi grossi che piacciono e che però non arrivano mai. Demme e Fabian, se Fabian si sveglia un pochino, sono perfettamente compatibili in un centrocampo a 4 dove loro fanno i due centrali. Perfettamente compatibili, perché Fabian garantisce un po' di fisicità in più, è lento, ma va bene. Se ce l'avevi grosso e veloce, avevi Milinkovic-Savic, non ce l'hai. Demme ti garantisce una certa regia e copertura da tutte le parti, perché Demme fa questo movimento così ad aiutare, e oltretutto può venire anche in mezzo quando uno dei due terzini sta salendo, e quindi può venire in mezzo ad aiutare i due difensori centrali, perché questo deve fare poi il fulcro di un 4-3-3. Però anche nel 4-2-3-1 l'unica differenza è che in fase di non possesso devi stare così a 2 e in fase di possesso devi fare il compasso. Io sto studiando perché vedo allenatori su YouTube e io me li studio e che divento esperto della materia. A compasso, se uno scende l'altro deve mettersi così crei le possibili triangolazioni e metti l'avversario nel mezzo. Ragazzi, è così e si può fare, e sono sicuro che Gattuso le sta pensando tutte queste cose qua. Tutto questo, ripetiamo, calcio fluido, non liquido, perché sennò ci pigliamo collera, perché questa roba si può cambiare in corso d'opera tranquillamente nelle fasi di gioco in cui devi lanciare il pallone. Benissimo, Petagna, Osimhen possono fare qualche sponda, qualche seconda palla, dei giocatori che stanno così ti puoi mettere più stretto quando poi vuoi far scendere Di Lorenzo, quando poi vuoi far scendere Mario Rui. Mi raccomando, uno alla volta però, qua andiamo a chiudere sul secondo palo. Se Mario Rui fa una bella discesa, Demme che scala, che ne dite? Oppure fa così, continua Koulibaly e Demme aiuta qua, che ne dite? Che ne dite? Lo capite? La capite la tattica? Sì che la capite, perché voi siete gli amici bellini, siete troppo bellini. Allora io vi ringrazio nel seguire tutta questa roba qua. Non dimenticate che c'è la giveaway, ma andiamo avanti, c'è una seconda ipotesi di formazione con altre cose. Aspettate un momento che mi organizzo, aspetta. Ed eccola qua, improvvisamente questa è la formazione, è un misto tra desideri miei, fattibilità, operazioni di mercato che non si concretizzano e un pochino di incoscienza. Perché? Perché voglio considerare Koulibaly che resta un altro anno. Immagino che Rahmani al momento mi soddisfa, considerando le prestazioni dell'anno scorso e ovviamente non il giocatore in se stesso, migliore di Manolas per quanto mi riguarda. Di Lorenzo confermatissimo. Thuram se tornasse, bella Mamrocan, questa è la cosa, diciamo, è un
wishful thinking, ma non succede. Però, sai, magari sarebbe il quartetto ideale per me là, bello assortito, anche più fisico, guardate là, sono tutti grossi là, improvvisamente ne guadagni centimetri che hai con Fabian a centrocampo, centimetri che hai di panza con Lobotka, non voglio fare battute troppo facili, e poi ne guadagni in velocità in avanti perché i 3 piccoletti dietro Osimhen. Ragazzi, questa è la formazione, poi prima piglia pure 60 gol, non mi interessa, ma questa formazione qua, così come è strutturata, garantisce un bel po' di fisicità dietro, anche a centrocampo non c'è male. Dopodiché facciamo fare i chilometri a questa gente, li possiamo anche lanciare con un passaggio veloce, non c'è bisogno di Ospina, passaggio facile di Meret verso Koulibaly che la dà a Fabian direttamente, Mertens, passaggio in profondità, non c'è la profondità? Benissimo, allora lanciate palla lunga su Osimhen, anche su Petagna, e poi ci sono le seconde palle, perché questi 3 possono andare a prendere una seconda palla o no, con questi qua che possono scendere un pochino di più, Kimmich e Davis del Bayern di Monaco. Ragazzi, sto impazzendo, ho bisogno di calcio giocato, non ce la faccio più a fare tutte queste ipotesi senza vederle in campo. Aiuto. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi, e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.